Si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria di Tre Baseleghe i funerali di Martin Pattaro. L'intera comunità è in lutto per la morte del quindicenne travolto e ucciso mentre attraversava in bicicletta sulle strisce pedonali. Martin a settembre doveva iniziare il secondo anno dell'Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto, indirizzo grafica pubblicitaria. Martin era un bravo ragazzo impegnato nelle attività del suo paese, come ricorda la sindaca Antonella Zoggia. Una famiglia che era presente nella vita sociale, comunitaria del paese, qui a Tre Baseleghe. Anche Martin aveva partecipato alle attività estive per i ragazzi organizzate dal comune, l'attività Ci sto a fare fatica, ed era un ragazzo vitale, vivace, partecipe, socievole, davvero una fatalità che ci lascia tanto dolore. Credo che l'unica cosa che possiamo fare è essere vicini a questi genitori. Oltre alla bicicletta aveva tante passioni, una su tutte la break dance. Da 3 anni frequentava la scuola Two Steps e con loro avrebbe dovuto esibirsi nei prossimi giorni durante la tradizionale festa degli uccelli di Tre Baseleghe, il comune dove viveva con i suoi genitori. Era sempre il primo a salutare con i suoi modi gentili, lo ricorda così anche Monica, la sua insegnante di break dance, molto legato ai genitori, in particolare alla sua mamma.